Le imprese in rosa della marca resistono alla crisi e lo fanno anche meglio delle altre. Nel 2016 le aziende a conduzione femminile sono aumentate di 102 unità a fronte di un calo di 1045 delle altre imprese. In provincia le ditte guidate da donne sono quasi una su cinque, in totale circa 15.700 e danno lavoro ad oltre 40.000 addetti. Poco meno della metà si occupa di servizi alla persona, un dato dovuto anche al peso delle cooperative sociali, ma un'alta concentrazione si registra anche nella moda e nelle attività di alloggio e ristorazione e sono in crescita pure i numeri in settori tradizionalmente maschili come la meccanica e la manifattura. Penso sia anche una caratteristica della donna, che ha una forza in più rispetto agli uomini, ha qualcosa in più che noi non abbiamo. E penso che questo sia molto importante e dia quel qualcosa in più per cui un'impresa artigiana femminile resista meglio di altre. Al tema dell'imprenditoria femminile, Casartigiani sta dedicando un progetto che dopo un volume ora si concretizza in un breve documentario. Le donne vengono poco raccontate, però sono molto importanti nell'imprenditoria. Sono quelle che si sono per prime occupate di persone anziane perché hanno preso le loro abitudini familiari, le hanno tramandate e trasformate in lavoro. Per cui chi si occupa di servizi, diciamo le persone, sono molto spesso donne e questo è stata una cosa che ha fatto un cambiamento anche io penso e questo è un cambiamento che bisogna che noi raccontiamo e pubblicizziamo. Per questo avete realizzato un DVD, un filmato dal titolo anche emblematico. Sì, certo, oltre la soglia che è quel passo che devi fare per avere un cambiamento. Io penso che le donne abbiano fatto un cambiamento e stiano facendo fare un cambiamento anche negli uomini. Oltre alla passione e alla soddisfazione per i risultati raggiunti, le imprenditrici però raccontano anche dei molti ostacoli e delle resistenze che hanno dovuto affrontare. Su tutte, ancora una volta, la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia. Su questo tema, non a caso, anche il Parlamento sta portando avanti dei provvedimenti di riforma, come spiega la deputata trevigiana Simonetta Rubinato. Queste testimonianze sono importanti per dire, soprattutto alla politica, alla quale deve secondo me cambiare approccio, che non si fa il cambiamento necessario partendo da riforme calate dall'alto, tanto più in paesi che hanno grandi differenze territoriali come il nostro, ma si fa partendo dai bisogni dei territori e salendo con risposte, costruendo riforme che partono invece dai bisogni, che sono anche diversi dei vari territori di questo paese. I possibili strumenti per favorire una maggior imprenditorialità femminile saranno al centro anche di un apposito studio dell'Osservatorio socio-economico della Camera di Commercio di Treviso.